La Juve batte il Milan 2-0, le reti di Higuain nel primo tempo al 23esimo e la replica al 63esimo e abbiamo matato i diavoli. Tiè! Raffaele Padrone, vice segretario nazionale UGL di Polizia, lei cosa tifa? Juventus. Di cosa vuol parlare? Lascia fare quello che vuole, si esprime. Non ho più argomenti dopo questa. Non arrivano i suoi... Ma che arrivano? Ha visto anche oggi, c'è stato qualcuno che da Casarsa ha fatto un'interpellanza, Martinelli ha fatto un'interpellanza. Quello che a me fa ridere, sa cosa? Allora, polizia postale, hanno detto che non la chiudevano, c'è stata l'interpellanza di un onorevole e che poi ha detto vi do io l'assicurazione che Pordenone e Gorizia non chiuderanno, a meno che cosa? A meno che non passino la squadra mobile. Difatti stanno dismettendo la polizia postale, la passano alla squadra mobile, la polizia postale in un momento in cui no, è necessaria più che mai, visto quanto accade sui social e quant'altro, viene dismessa a Pordenone. Bene. Ma viene dismessa, attenzione. Allora, la chiusura ad esempio... Viene ridotta, No. Allora, vengono chiusi tutti gli uffici periferici, rimangono solo i distacchi. Devo andare a Udine a Trieste. Ancora meglio. Dove sappiamo che a Udine, ad esempio, come Pordenone, i reati di pedofilia, che questi sono i reati che oggi girano, e le truffe online che oggi girano di Pordenone e Udine sono i centri dove si svolge la maggiore attività. Io avevo già parlato di questa cosa tanto tempo fa, perché fa parte della chiusura di questi 271 uffici che il nostro Dipartimento e il Ministero hanno deciso che costano. Invece sono costi zero, perché le PT stanno pagando uffici a questi colleghi, quindi a costi zero, direttore, neanche il telefono pagano, però fa parte di quelle chiusure. Però il fatto che sul giornale sia apparsa la chiusura di Pordenone mi lascia un attimino sorpreso, perché tutto è stato bloccato, non ci sono date di chiusura, e questo dopo l'11 settembre c'è stata una famosa riorganizzazione di quello che poteva essere la sicurezza. Siamo arrivati poi a dire che doveva essere chiusa questi uffici, alcuni uffici sono stati chiusi, tipo i sommozzatori, i reparti a cavallo, ma uffici come questi, che sono importantissimi, anche la polizia ferroviaria di Casarsa, i cavalli qualcuno se li è mangiati, no? Carne di cavallo? No, scherzo, voglio dire che sono stati ridotti momentaneamente anche i sommozzatori a Genova. Il problema è che non c'è ancora una data, quello è un programma, cioè è stato detto che l'attività, ad esempio, di questa polizia postale dovrebbe essere in seno alle questure e alle squadre mobili, dove continueranno un'attività legata alle telecomunicazioni. Però l'articolo ha spaventato un po' tutti, soprattutto i colleghi, ma non c'è una data di chiusura, come non c'è una data. Allora, ce l'attendiamo, ce la speriamo, però insomma lo sapremo con qualche un po' di anticipo. Dà fastidio, ecco, che magari l'opinione pubblica dica ma come chiude domani? No, non chiude domani. Raffaele Padrone, grazie. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia di Stato. Rosetta, una missione, interviene su questo argomento